Bentrovati amici, oggi sono in compagnia di due sacerdoti, Don Bucolo, che voi siete ormai abituati a vedere in questa trasmissione, che è il sacerdote che cura la trasmissione Parliamone, e Don Ambrogio Monforte, che è il nostro ospite. La puntata di oggi si intitola Fare il parroco? Punto interrogativo. Mi diverto un mondo. Ben trovato padre Ambrogio e ben trovato Don Bucolo. Sappiamo bene che la figura del parroco è una figura importante, fondamentale, e il sacerdote, diciamo che è o dovrebbe essere punto di riferimento di un'intera comunità, quindi sa un po' tutto dei suoi parrocchiani. I suoi parrocchiani vedono nel sacerdote forse la persona che dovrebbe risolvere tutti i loro problemi. Non so se veramente questo è il ruolo del sacerdote, ma lo scopriremo. Don Bucolo, perché abbiamo intitolato questa trasmissione così? Mi diverto un mondo, anche se i parroci hanno invece tanti problemi. Esatto. Il parroco è chiaramente la figura più prossima alla gente, potremmo dire più prossima al popolo di Dio, colui che sposa concretamente e letteralmente la vita della gente in quel territorio, in quel paese, in quella zona. Sappiamo che vi è un tempo di scristianizzazione, per cui magari mentre prima più o meno la parrocchia o il parroco era un punto di riferimento, ora non più. Per cui il parroco si trova a trovarsi in trincea ad affrontare queste nuove sfide. Giustamente uno pensa, ed è la cosa che abbiamo subito detto, essere parroco insomma è una grande responsabilità. Il titolo di questa trasmissione invece vuole dare un'ottica nuova, un'ottica diversa, cioè fare il parroco mi diverto un mondo, cioè siamo sicuri che vivere l'essere parroco è soltanto certamente un ministero responsabile, ma anche un ministero che pesa? O forse nella nostra Chiesa abbiamo esperienza di sacerdoti, e qui abbiamo il nostro carissimo Don Ambrogio, parroco della parrocchia del Sacratissimo Cuore di Gesù a Biancavilla, il quale vive il suo sacerdozio da parroco, ma nella sua esperienza non solo addona se stesso, ma tante cose da poterci raccontare, anzi da poterci testimoniare, per vedere come in realtà fare parroco è una cosa straordinaria, una cosa bella. Ma mettiamoci in ascolto Don Ambrogio. Don Ambrogio, allora, chiaramente lei ha avuto la vocazione, ha sentito la vocazione innanzitutto di essere sacerdote, però dentro di sé proprio questo desiderio grande di essere anche parroco. Certamente mi piace collegarmi molto a quello che voi state dicendo con un'espressione di Papa Francesco, quando qualche anno fa intervistato in una delle sue tante interviste, Papa Francesco diceva in merito alla sua esperienza sacerdotale, dice: fare il prete è bello e fare il prete mi piace. Quindi se io ho voluto scegliere questa vocazione, se io ho voluto concretizzare quello che sentivo nel cuore, è perché mi piace fare il prete, mi piace fare il parroco, ma soprattutto perché sono stato contagiato dall'esperienza di altri sacerdoti, di altri parroci, che veramente, posso dire, preso per mano, mi hanno fatto capire la bellezza dello stare in mezzo al popolo di Dio. Infatti quando qualcuno mi chiede, dice: ma lei che esperienza ha, ma lei da dove viene, come ha capito che doveva fare il sacerdote? Io l'ho capito stando accanto al mio parroco. Per questo dico che non vengo da un'esperienza vocazionale, mistica o chissà di quale genere, ma dall'esperienza tradizionale, stare accanto a dei sacerdoti che ho visto, che ho conosciuto e verso i quali io dicevo a me stesso: voglio essere come lui. Voglio essere come questo sacerdote, anche se non capivo che cosa questo significasse. È chiaro che poi negli anni l'esperienza dell'adolescenza, l'esperienza della vita parrocchiale vissuta come non un membro passivo, ma come un collaboratore, come una persona attiva all'interno di una comunità, hanno concretizzato sempre più questo desiderio e mi hanno fatto capire che stare con la gente e stare come Gesù Cristo in mezzo al popolo è l'esperienza più bella che potevo vivere e potevo capitare nella mia vita. Certo, proprio perché nessuno nasce con un'esperienza, proprio perché io non sono nato né sacerdote né parroco,
ho imparato dalle esperienze che cosa significhi e come debba vivere il mio essere sacerdote in mezzo alla gente. C'è un'espressione bella di San Giovanni Bosco che ha segnato molto la mia adolescenza, forse perché frequentavo l'oratorio, la scuola, no, delle figlie di Maria Ausiliatrice, quando San Giovanni Bosco diceva: se tu stai in mezzo a loro, essi corrono, se tu ti fermi, essi indietreggiano. Allora oggi, come diceva Padre Salvatore, in un contesto di trincea, in un contesto di scristianizzazione, non dobbiamo pensare il parroco nella mentalità classica dell'uomo del sacro, dell'uomo di Dio o dell'uomo del divino. Prima perché non lo siamo completamente e totalmente, secondo perché ti ritroveresti ad essere da solo. Ma oggi forse fare il parroco significa abbracciare a 360 gradi, se vuoi che l'attività evangelica diventi un'attività capillare, le esigenze del popolo. E tante volte mi sono trovato, specialmente nelle mie esperienze, a fare più che da prete del sacro, a fare l'assistente sociale o a fare colui che va a visitare i carcerati perché i genitori dei bambini che ti trovi nel quartiere, oppure al doverle inventare tutte, perché oggi si parla molto anche in diocesi di dispersione scolastica, ma quello che significava qualche anno fa organizzare gratuitamente, totalmente, il dopo scuola per 80-100 bambini, dei quali ero anche insegnante a scuola. E soprattutto fare il parroco, ripeto, se noi vogliamo che sia un'opera capillare di cristianizzazione, di annuncio del Vangelo, significa sposare tutte le realtà dove vive l'umanità. Ad esempio l'esperienza più bella da parroco, specialmente l'esperienza degli inizi, me la porto perché ho fatto anche l'insegnante. E quindi in un bel rapporto tra docenza e parroco io ho capito che cosa significava avere in parrocchia i ragazzi che volevano partecipare, avere a scuola tutto il quartiere, avere a scuola tutte le persone e soprattutto dalla scuola come un trampolino di lancio conoscere, sposare, capire e perché no, a dare anche una risposta alle esigenze delle persone che li incontravi abitualmente perché a scuola dovevano venire. Quindi l'esperienza mia del parroco, anche perché sono stato parroco a 24 anni, mi porto una brevissima esperienza di viceparroco, se non perché è stata accanto ad un sacerdote anziano che mi ha fatto lavorare alla grande. Quindi da sempre sono stato parroco, da sempre sono fatto le ossa non nelle poltrone ma nei quartieri della città e anche nelle periferie dei paesi. Quindi sono contento di vivere così come un punto di riferimento per la mia gente la mia esperienza di parroco e di sacerdote. E traspare questa sua voglia, questo suo desiderio, questa sua gioia nel fare il parroco. Ma mi rendo conto che lei ha incontrato Cristo, Gesù, prima nel suo parroco, quando era ragazzino, e adesso lo sta incontrando nelle persone che sono i parrocchiani, no? Certamente c'è una fase iniziale che è la fase, come capita nel fidanzamento, no? Dove ti senti corteggiato, dove ti senti innamorato, dove parti, una fase dove tu voli ad alta quota, ma poi c'è un'esperienza che quotidianamente ti fa fare i conti con la realtà. Ad esempio io non posso mai dimenticare, avevo 25 anni, dopo che fui nominato parroco a Montepalma, una frazione di Mester Bianco, lì poi avevamo aperto una grande opera sociale insieme alle figlie di Maria Ausiliatrice e avevamo aperto anche l'oratorio. Ricordo che un ragazzo, di quelli che ogni pomeriggio venivano a disturbare, quei ragazzi di quartiere che venivano a scassare le macchinette, che erano riusciti anche a farsi la chiave, la copia della chiave, un pomeriggio mi chiese di essere confessato. Io nella mia testa dissi va bene, dico, lascia stare. Dice no, voglio confessarmi veramente. Chissà che cosa avrà nel cuore. E mi chiede di confessarsi nell'ufficio parrocchiale. Ad un certo punto mi chiama il sacrista perché quella confessione era tutta una barata, perché il compagno stava scassando le macchine, le lampade votive in chiesa. Non vidi più quel ragazzo, ma venni a sapere che per una rapina era stato arrestato. E in sede di giudizio quel ragazzo disse al giudice: chiamatemi Padre Ambrogio perché lui mi può aiutare. Il giudice tramite gli assistenti sociali vennero a contattarmi dicendo: Padre Ambrogio, lei deve presentarsi. Io andai lì e ricordo l'esperienza più bella, quel ragazzo che prima, tra virgolette, odiavo perché era un guaio per la comunità dei ragazzi in oratorio. Era una persona che lo infastidiva molto. Ad un certo punto, per sua richiesta, perché Padre Ambrogio poteva aiutarlo, mi fu affidato dai servizi sociali perché si riscattasse nella pena.
e oggi è uno dei più bei, dei migliori ragazzi che collaborano anche in parrocchia. Questo per me fu, come diceva San Giovanni Bosco, il punto di leva di bene che c'è anche nel ragazzo più scapestrato. Una delle esperienze più forti che mi porto è questa. Don Salvo, bellissima esperienza quella di Don Ambrogio. Sì, io vedo anche un fondamento importante che non dobbiamo mai dimenticare, cioè Gesù Cristo si è incarnato, il Figlio di Dio si è incarnato, il parroco non è chiaramente uno che sta in chiesa, uno che cura, tra virgolette, il sacro, ma un uomo che vive con la gente, che sposa la gente, che ascolta la gente e che anche fa esperienza, come ci ha raccontato Ambrogio, anche di essere preso in giro. Però questo vediamo che nel tempo poi questo ha un suo senso, poi uno capisce in quell'atto di accoglienza, in quell'atto di disponibilità, nulla è vano, nulla è inutile. Quindi io credo che essere parroco significa proprio stare in mezzo alla gente, e anche la sua scelta, quello di essere presente nella scuola, secondo me è una carta vincente importante. Uno, perché arrivi lì dove la parrocchia non sempre arriva. Sì, è vero, vengono tanti ragazzi in catechismo, ma anche è vero che stando a scuola raggiungi altri, non solo, ma vedi i ragazzi dove stanno tutti i giorni, quindi la possibilità di conoscerlo in una modalità che in parrocchia non sempre si può conoscere. E quindi il fatto che il parroco esce dalla parrocchia, sta a scuola, interagisce con loro, perché poi capiamo bene, non è solo l'insegnamento di quell'ora di religione, ma il fatto che un prete sta in mezzo a loro, interagisce con loro, li ascolta e diventa un punto di riferimento. Quindi comprendiamo che la parrocchia non è i locali della parrocchia, la parrocchia è il territorio, la parrocchia è la gente. La parrocchia è magari quella persona che magari tu non hai mai visto in parrocchia, che vieni chiamato per una benedizione o magari perché c'è un ammalato, e a volte nell'incontrare lasci qualcosa che quella persona si porta per sempre. Per questo diventa bello, perché stare con la gente, ascoltare la gente, soprattutto amare la gente, questo riempie il cuore del sacerdote e uno dice mi diverto un mondo, cioè mi fa riempire il cuore pieno di gioia. Quindi si diverte. L'esperienza più bella, soprattutto poi cambiando da un quartiere periferico della città, possiamo dire, al ritorno in paese, poi cambia totalmente, ma i fattori sono sempre quelli. Ci sono due espressioni che Papa Francesco utilizza, sì, adesso sono diventate uno slogan, però col senno di poi tu capisci che sono una realtà viva. Quando il Papa parla dello stare con la gente per avere l'odore che il pastore deve avere della gente. E poi la seconda espressione che mi ha incuriosito molto negli ultimi anni è quella dell'apostolato dell'orecchio. Oggi la gente corre e va dove c'è qualcuno che l'ascolti. Allora, quando tu riesci ad ascoltare le esigenze di tutti, ma non perché stai nell'ufficio e gli altri debbano venire, in parrocchia viene chi vuole venire, ma quando tu riesci ad alzarti dalla poltrona, perché sai che in quella situazione familiare c'è bisogno della tua presenza, che lì dove c'è un moribondo c'è bisogno del tuo conforto, che lì dove c'è, accennavo qualcuno che viene arrestato, perché ricordo quando ero parroco a Catania, io nel quartiere giovane di Monte Palma non avevo ammalati anziani, ma io andavo a fare le visite ai genitori dei ragazzi di cui ero a conoscenza che erano in carcere. E quando tante volte parli con le persone nelle sedi dove loro si trovano, che può essere anche tranquillamente un'aula studio, può essere anche una sala giochi, o può essere anche, e di questo sono stato anche accusato benevolmente, di una celebrazione detta magari in un luogo che poteva avere un doppio fine, quasi fosse una propaganda politica o quasi fosse un'attività per mostrarti. No, no, se tu vai ad incontrare la gente e li ascolti lì dove la gente vive, questo è il segno più bello che la gente può ricevere. Dico, mi diverto, no? Ogni tanto qualcuno mi dice, ma perché non vi fanno sposare? Perché anziché vivere soli, tronco subito dicendo, ma lei che pensa? Che se io mi fosse sposato sono qui alle 10 o alle 11 di sera a parlare con lei? Allora con una risata tutto viene messo a tacere, proprio per l'esperienza di andare poi anche a letto stanco per quello che tu hai vissuto durante la giornata. Grazie Don Ambrogio, ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi torniamo a parlare con Don Ambrogio e con Don Salvo Bucalo.
fare il parroco mi diverte un mondo, il titolo di questa trasmissione, ed è anche l'espressione di Don Ambrogio, che è il nostro ospite. Sostiene che si diverte, eppure abbiamo sempre l'immagine di questi sacerdoti nelle parrocchie che sono molto impegnati, che non hanno mai tempo, che hanno tanti, insomma, sono assillati da tanti problemi, che poi sono le problematiche anche che presenta il territorio, le persone che frequentano quella parrocchia. Ecco, invece Don Ambrogio dice: io mi diverto perché mi piace proprio, questa è la mia vocazione, stare con le persone, lì io incontro Dio e mi sento utile e capisco che quella è la mia missione. Ecco, ma ci sono delle difficoltà nel portare avanti una parrocchia? Certo, anzitutto dobbiamo dire, forse questa è una linea comune a tutti i parroci, che siamo prigionieri delle nostre strutture, perché tutto quello che riguarda la cura, la manutenzione, la ristrutturazione degli ambienti, oggi, per quanto l'8 per 1000 ci sia molto di aiuto, per quanto la diocesi ci incoraggi e ci venga incontro, non sempre riusciamo a sistemare e a far tutto, quindi anche la cura delle strutture tante volte ti ruba tanto spazio, perché i ragazzi e la gente che viene deve trovare o un ambiente accogliente, decoroso, dignitoso, o altrimenti non viene, se va a trovare altrove quello che non riesce a trovare da noi. Quindi questa è la prima sfida. Poi la sfida più grande è quella di non riuscire a trovare e a dare risposte a chi ti ha chiesto qualcosa. Ad una mamma che muore un figlio, che cosa vuoi dire? Ad una famiglia che ha bisogno di cibo e bisogno di soldi per serie situazioni, e tu puoi dare soltanto poco, che cosa vuoi arrivare a dire? O a situazioni problematiche davanti alle quali ti trovi inerme, ti trovi con le spalle al muro, dove tu stesso a volte nella tua vocazione dici: perché questo Signore? Tu che risposta puoi dare? Però penso che l'esperienza più bella sia quella della prossimità e della vicinanza, perché tante volte dove tacciono le labbra e le parole diventano superflue, c'è sempre una vicinanza fisica che può passare anche non necessariamente da un abbraccio, ma può passare soltanto dal tuo stare. Spesso l'espressione più bella che mi sento dire in questi quasi 15 anni di sacerdozio è quella di qualcuno che, raccontando la propria esperienza, poi dice: Padre Ambrogio c'era, Padre Ambrogio è venuto, Padre Ambrogio è stato con noi. Quindi queste sono le sofferenze più grandi. E poi anche le soddisfazioni di un parroco, no? Che sono come quelle di un genitore: il vedere i frutti per i quali tu hai lavorato, il vederti crescere i ragazzi, vederti crescere le famiglie, vedere aumentare nelle famiglie il senso della corresponsabilità, il senso della condivisione, capire che tutti quelli che vengono in parrocchia non sono più fruitori di un servizio sacro, ma si sentono parte attiva e corresponsabile della vita parrocchiale, anche perché quando poi con la gente che viene abitualmente, con la gente che frequenta la domenica, con la gente che frequenta i gruppi, si riesce ad entrare in sintonia, capisci che la parrocchia diventa per tutti una seconda casa. E quando qualcuno ti dice: ma quanto è bello venire in parrocchia perché qua mi sento a casa, se non è questa una realizzazione, anche se forse facciamo i corsi per i miracoli, ma veniamo sempre bocciate, quindi non sempre ci risultano i miracoli, però il trasformare la parrocchia in una casa che accoglie penso che sia l'esperienza più bella che possa dare soddisfazione ad un parroco. E ad un sacerdote, ovviamente. E come fare però a coinvolgere i giovani? Perché sappiamo, spesso si va nelle chiese e si vedono più persone anziane che ragazzi. Io non lo so, io non conosco la parrocchia Sacratissimo Cuore di Gesù di Biancavilla, non so se è frequentata da tanti giovani. Il sospetto mi viene, allora, conoscendo oggi Don Ambrogio, mi viene il sospetto che questa parrocchia sia frequentata da tanti giovani. È però chiaro come che mai Allora, la mia parrocchia proprio a livello topografico abbraccia tutta la circonvallazione, una grande periferia che dagli anni 70 cresce in modo selvaggio, e quindi sono tutte case abitate da giovani famiglie, e come in tutte le realtà le giovani famiglie vivono la crisi del calo demografico da un lato, e anche la crisi che riguarda il lavoro, la crisi che riguarda la fortezza di coppie, quindi c'è l'esperienza bella e l'esperienza poco bella delle giovani famiglie. Però noi tante volte abbiamo l'idea del giovane che debba frequentare la chiesa, del giovane che debba venire ogni giorno a messa e sedersi a messa. Per me la realizzazione più bella è aprire il cortile dell'oratorio e sapere che i ragazzi, anche se si danno appuntamento lì dentro e non altrove, che poi ci vanno, anche se fanno della parrocchia il luogo di ritrovo, però possono dire: questa è casa nostra. È chiaro che io esco, è chiaro che io sto con loro, è chiaro che io vivo con loro il tempo che posso vivere. Poi
Anche lì l'esperienza del parroco ti deve portare ad inventarle tutte, perché o come animatore turistico, o come guida locale, o come esperto nelle cose ludico-ricreative, non manchino le attrattive per i ragazzi. Io sono fortunato perché ho una buona squadra di giovani e di giovani adulti che avevo trovato e che in questi anni, rinnovandosi, stanno crescendo anche insieme a me, quindi in un certo senso hanno sposato un po' la mia esperienza. Certo, se noi leghiamo la presenza dei ragazzi soltanto alla frequenza, al catechismo, abbiamo fallito. Oggi si parla tanto di iniziazione cristiana, parliamo tanto nel rinnovamento della catechesi, di una catechesi continua. Allora la nostra è una catechesi che passa attraverso l'incontro, che è anzitutto l'oratorio settimanale, che da noi è quotidiano, perché con l'esperienza del dopo scuola, perché da qualche anno ho attivato con il Vides, grazie alle figlie di Maria Ausiliatrice, un servizio civile di 10 volontari, e a questi si aggregano poi i volontari della parrocchia. Quindi significa oratorio quotidiano, significa recupero scolastico, significa greste estivo. Ma il rischio non è quello di trasformare la parrocchia come se fosse un circolo ricreativo e Dio non c'è? Certo, Adelaide, è chiaro che il messaggio cristiano passa attraverso queste realtà. Anche la partita del pallone, ce lo diciamo, attraverso i valori ben vissuti del gioco, veicolano il messaggio cristiano. È chiaro che tante volte a casa non si trova quello per il quale noi abbiamo seminato. Intanto tu semina, qualcosa ritornerà. Intanto tu garantisci la tua presenza, garantisci la tua semina. Poi ci ha insegnato Gesù a dire questo nel Vangelo: è un altro che raccoglie, è un altro che poi miete. Quindi noi lo facciamo perché lo sentiamo e perché tutti possano incontrare il Signore. Poi sarà un altro a goderne di questi frutti. Intanto stiamo vedendo delle bellissime immagini con Don queste Ambrogio. sono le immagini dei campi scuola che facciamo in estate, alla fine del Grest. Quest'anno abbiamo raccolto 400 ragazzi e poi alcuni si affezionano in modo particolare, alcuni ti chiedono di essere vicini a casa, qualche famiglia ti invita il sabato. Vediamo addirittura anche l'Arcivescovo l'abbiamo travestito con la maglietta del Grest. Ho detto: Eccellenza, non venga per la messa, ma venga per le attività. Ecco, queste sono le tante serate che poi organizziamo in estate. Questa è la parrocchia, è una scena della Via Crucis vivente, no? Agli inizi, che abbiamo organizzato in Quaresima. E così anche tante iniziative. Sono le veglie di preghiera che organizziamo per i ragazzi, c'è la rete lì gettata con il pesce, tutte attività che permettono ai ragazzi di capire. Ecco, questa è una delle tante marce che facciamo in estate durante il Grest nelle vie della parrocchia, perché la parrocchia senta l'urlo dei ragazzi. E questo in un attimo di rilassamento, i ragazzi mi paparazzano, no? Un attimo in cui questa forse è l'unica Padre Ambrogio si è ritagliato un secondo per se stesso, ma che i ragazzi hanno immortalato. Noi, mi permetto anche di dire questo, tante volte siamo convinti di attirare i ragazzi facendo quello che fanno i ragazzi e vendo come i ragazzi, e questo è sbagliato. Perché i ragazzi ti vedono una volta come loro, ti vedono 2 volte come loro e poi tornano alle loro occupazioni. I ragazzi devono vedere che tu sei la presenza di Dio in mezzo a loro, che non sei uno di loro e non sei come loro, ma tu, facendo quello che fanno loro, porti un messaggio più grande. Don Salvo. Sì, mi piace cogliere due cose che Padre Ambrogio ha detto in modo molto incisivo. La prima molto reale, perché è vero, un parroco si trova a volte dinanzi a situazioni critiche, drammatiche, in cui non si è capaci, non siamo capaci di dare risposta. Però, e lui l'ha detto, quello che posso dare è la mia prossimità, la mia vicinanza. Forse è bene dire, la risposta che un parroco è chiamato a dare non è la risposta verbale, ragionevole, sai se ti è successo questo, oppure ti risolve il problema, ma io sono con te, io ti sono accanto, io ti ascolto, io ho una prossimità. E credo che sia questo, perché il Signore veramente liberi il parroco dal delirio dell'onnipotenza, perché non possiamo tutto, non dobbiamo tutto. La nostra missione è della prossimità, infatti la parola parrocchia, da parrochia in greco, significa proprio stare presso le case, questo è molto importante. L'altra cosa, giustamente uno potrebbe obiettare, ok, facciamo tante attività, oratorio, dopo scuola, quindi in qualche modo la parrocchia diventa un centro aggregativo, che è anche importante, no? Il fatto che tanti ragazzi si danno appuntamento in parrocchia per incontrarsi, ma la fede, ma la testimonianza. Ecco, io credo che anche lì facciamo l'esperienza di Gesù Cristo. Gesù Cristo annunciava in mezzo alle case, in mezzo alla gente, girava.
c'è chi accoglieva la sua parola, c'è chi non accoglieva la sua parola, cioè in effetti la fede è un mistero, noi non possiamo, non è un oggetto, non è una cosa che io ti do la fede, ma è un'opera della grazia. Chiaramente, di questo ne sono certo, ma anche Don Ambrogio lo sa, quello che noi viviamo, anzi la nostra testimonianza, ed è bello che dice io sono accanto a loro, ma non sono uno di loro, sono un sacerdote, sono un uomo di Dio, sono chiamato a presentare la paternità di Dio, cioè lui diventa veicolo della fede. Poi come arriva, quando arriva, se arriva, non sta a noi. E questo ci dà anche la libertà. Non siamo noi a raccogliere, noi siamo chiamati a seminare, noi siamo chiamati a dare la nostra parte. Poi il Signore sa, e questo io credo rende un parroco libero nella sua azione, non sta a contare i numeri, non sta a contare quanto la persona si è convertito o non si è convertito o è rimasto fedele, sa soltanto che quella persona sicuramente si porterà un'esperienza, il Signore poi sa dove porterà. Per cui questo ci mostra veramente come la parrocchia è chiamata a incarnare la presenza del Signore. Adelaide, mi porto dietro anche due esperienze belle che oggi possono essere per un parroco, per un sacerdote parroco, esperienze evangelizzatrici. La comunione e la vicinanza tra noi sacerdoti. Mi capita spesso di invitare sacerdoti nelle varie celebrazioni, nelle varie circostanze e di vedere come la gente, guardando noi sacerdoti che ci vogliamo bene, si edifica. Io ho imparato questo, soprattutto in un momento particolare della mia vita, conoscendo, frequentando, perché anche faccio parte della loro famiglia, i missionari del Preziosissimo Sangue, fondati da San Gaspare del Bufalo, che con l'opera evangelizzatrice, con l'opera delle missioni, con l'opera dello stare oggi, in mezzo a tutte le categorie, annunciando che il sangue di uno ha salvato tutti e quindi non c'è bisogno di fare grande pazzia o di versare altri tipi di sangue noi. Questo mi ha fatto percepire sempre più che questo spettacolo di amicizia, permettimi il termine, tra noi sacerdoti, accanto allo spettacolo, fammi passare il termine, di vicinanza in mezzo alla gente, edifica il popolo di Dio. Certo, non vorrei che da questa intervista venga fuori l'immagine di un parroco perfetto, di un parroco, no, io imparo dai miei sbagli. Io, diceva Santa Bernadette, parlando dei santi, dice sarebbe bello raccontare anche i difetti dei santi per vedere il cammino che hanno fatto, ma io imparo ogni giorno dai miei errori, dalle mie esperienze, dalle mie cadute, dalle mie fragilità, dai miei errori, dai miei insuccessi, perché la cosa più brutta per un parroco è arrivare a sera a casa e dire ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo, ma non ho concluso niente. Quindi gli insuccessi poi ti permettono anche di avere una grinta maggiore. Quindi di questo ne sono pienamente consapevole. E un parroco così impegnato poi riesce a ritagliarsi un tempo per la preghiera, perché Gesù andava per le strade, però ci sono momenti in cui si ritirava e certo, pregava. Se non riesci a ricaricarti tu, cosa puoi dare agli altri? Per me il momento principale ogni mattina è quello delle 7:30 con la celebrazione che io presiedo dalle suore, dalle figlie di Maria Auxiliatrice. Già a quel momento diventa per me il polmone che mi fa prendere aria, mi fa prendere ossigeno a partire dalla parola di Dio per tutta la giornata. E poi, ahimè, anch'io ho bisogno dei miei tempi, dei miei spazi, perché quando un barile si svuota la gente se ne accorge, questa è minestra riscaldata, qui non c'è niente di profetico. Don Salvo. Anche perché comprendiamo che l'anima della pastorale è la spiritualità, l'incontro col Signore nella propria intimità. E poi anche bello quanto poco fa ha detto, perché il rischio deve essere il parroco, l'uomo solo di Dio. Il fatto che ha amicizia con tanti confratelli, questa è la più bella testimonianza che si può dare alla gente. Da come vi amate vi riconosceranno. Grazie Don Salvo Bucolo, grazie Don Ambrogio Monforte, abbiamo parlato di parroci, di parrocchie, della bellezza di essere parroco. Grazie alla regia e grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui. Vi ricordo che queste trasmissioni, questa come tutte le altre che ci sono state, potete rivederla su Sicilia Play. Grazie a tutti, alla prossima.